Le straordinarie apparizioni della Madonna in Ucraina. Se il mondo non si convertirà, andrà in rovina. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi delle apparizioni della Madonna in Ucraina avvenute agli inizi del 1900, ma anche negli anni '80 del secolo scorso. È importante parlare di questi messaggi perché risultano profetici per il tempo che stiamo vivendo. Non solo l'Ucraina, ma il mondo intero è con il fiato sospeso per questa crisi internazionale che potrebbe portarci verso il baratro della terza guerra mondiale. È importante, mai come in questo tempo, pregare il Santo Rosario. Per chi non lo può fare, per chi non ha tempo, basta anche dire ogni giorno un Pater, un Ave, un Gloria, con cuore contrito e sincero, e lasciare anche un cellulare, un computer acceso in una stanza, sintonizzato sul rosario con la voce di Padre Pio, che ha un grande potere nell'estirpare il male, non solo nella casa, ma anche in generale nel mondo intero. Ma adesso vediamo gli avvenimenti di cui abbiamo dato un cenno nel titolo. Una donna vestita di nero con un bambino in braccio appare su una delle facce della torre ottagonale che copre la cupola di una cappella chiusa al culto da regime ateo. Rimarrà visibile a più di 500.000 di persone per un mese intero. Siamo in Ucraina, a Grušev. La Vergine Santa apparve nel 1806, allontanando un'epidemia di colera e facendo zampillare ai piedi di un salice acque salutari. In ricordo di questa apparizione del miracolo viene costruita una cappella, ma la Vergine era già apparsa in questo villaggio nel 1500, al tempo della guerra dei Cosacchi contro il re di Polonia, e i pellegrini vi si recavano 3 volte all'anno per chiedere perdono o guarigione. Il 12 maggio del 1914, alla vigilia dello scoppio della guerra mondiale, la Vergine apparve a 22 contadini. La visione durò fino al giorno successivo. I veggenti ricevettero un messaggio profetico che preannunciava tempi dolorosi per il mondo e per l'Ucraina in particolare. Ella predisse loro la perdita della sovranità dell'Ucraina per 80 anni, per 8 decenni, a partire dal 1914. Vi sarebbero state sofferenze e persecuzioni, al termine delle quali la cristianità avrebbe trionfato e l'Ucraina sarebbe tornata libera. Inoltre disse loro che lo scoppio della guerra mondiale era imminente e che la Russia sarebbe diventata un paese senza Dio. Il 26 aprile del 1987 la Madonna apparve ad una ragazzina di appena 12 anni. Maria, mentre sta uscendo da casa per recarsi a scuola, nota una strana luce sulla cappella sconsacrata perché chiusa al culto dal regime del 1947, che confina col giardino di casa sua. Si sofferma ad osservarla quando all'improvviso scorge su una delle facce della torre ottagonale che copre la cupola della cappella una figura. È
una donna vestita di nero con un bambino in braccio. La Madonna appariva in tutto simile a quella della cosiddetta Vergine della Tenerezza che potete vedere qui nell'immagine, un'icona donata circa all'anno 1000 a Vladimiro il Grande, principe di Kiev, da sua moglie Anna, dopo la conversione di quel popolo al cristianesimo, culminata con un battesimo di massa nelle acque del fiume Dnieper. È la più antica e venerata immagine sacra in Ucraina. La piccola Maria rientra di corsa dalla madre Miroslava e l'avverte. La madre esce e, riconosciuta la Madonna, invita la figlia ad inginocchiarsi a pregare. L'immagine della Vergine è rimasta visibile a tutti per un mese. Ora, nel vano di una finestra del campanile, ora sulla sommità della cupola, ora nel cielo, sopra la chiesetta, testimoni diretti dell'evento miracoloso sono state almeno 500.000 di persone. Il 13 maggio, anniversario dell'apparizione di Fatima, sugli schermi della televisione locale va in onda un servizio denigratorio sul fenomeno di Grušev, proprio per scoraggiare i pellegrini, ma durante tale programma sul video apparve l'immagine della Madonna che tutti i telespettatori della regione poterono osservare. La Madonna ha dato a Maria, nel corso delle numerose apparizioni che la giovane veggente ha avuto, diversi messaggi. Talvolta piangendo ha chiesto penitenza per la remissione dei peccati dell'umanità. In altre occasioni ha invitato alla preghiera e al perdono per la conversione della Russia, alla recita del Santo Rosario, arma potente contro Satana. Ha invitato a non dimenticare tutti coloro che sono morti a causa di catastrofi naturali o provocate dall'uomo, che ha indicato come un segno per il mondo intero. La Madonna apparve 11 volte anche a Seredne, nell'Ucraina occidentale, tra il 1954 e il 1955, a una giovane veggente di nome Anna, dandole un messaggio che ha molti punti in comune con quelli di Fatima e Meggiugori. Si parlò anche delle apparizioni della Madonna in un'altra località, vicino a Gruševo. Ecco quanto detto dalla Madonna nel suo messaggio dell'aprile 1988. È per tramite vostro e del sangue dei martiri che avverrà la conversione della Russia. Pentitevi e amatevi gli uni gli altri. Stanno per arrivare i tempi che sono stati preannunciati come quelli della fine del tempo. Guardate la desolazione che circonda il mondo, i peccati, l'accidia, il genocidio. Se per la Russia non c'è ritorno al cristianesimo, ci sarà una terza guerra mondiale e il mondo intero si troverà davanti alla rovina. Insegnate ai bambini a pregare, insegnate loro a vivere nella verità e vivete voi stessi nella verità. Dite il Santo Rosario, è l'arma contro Satana. Sono venuta a confortarvi e a dirvi che le vostre sofferenze ben presto finiranno. Io vi proteggerò per la gloria
e il futuro regno di Dio sulla terra, che durerà 1000 anni. Il regno del cielo e della terra è a portata di mano. Verrà solo attraverso la penitenza e il pentimento dei peccati. Molti vengono come falsi messia e falsi profeti. Siate attenti. Io non faccio distinzioni di razza o religione. Voi, qui in Ucraina, avete ricevuto la conoscenza dell'unica vera Chiesa apostolica. Il Dio eterno vi chiama. Ecco perché sono stata mandata a voi, nonostante le lunghe persecuzioni che avete subito, non avete perduto la fede, la speranza e la carità. Ecco che vi lascio l'immagine della Vergine della Tenerezza, venerata in Ucraina, davanti alla quale ciascuno di voi potrà, se lo vorrà, esprimere le sue personali intenzioni di preghiera per affidare alla Vergine Santa la risoluzione della crisi ucraina che potrebbe portare ad una terza guerra mondiale e a un disastro senza precedenti nella storia dell'umanità. Preghiamo davanti a questa immagine, ognuno esprimendo la propria intenzione di preghiera e confidando nell'aiuto di questa dolcissima e tenerissima Madre. Io vi lascio alla vostra preghiera del cuore e vi ringrazio per avermi seguito. Vi benedicano i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.